Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato ancora al problema dei pendolari. Stiamo trattando i problemi tratta per tratta, scusate il gioco di parole, e parliamo della tratta Trieste-Udine. Abbiamo Paola Carniato, che è portavoce del Comitato Pendolari del Veneto, e in particolare è venuta a parlarci di questa tratta. Il mattino in particolare voi siete in difficoltà, giusto? Sì, infatti il nostro problema si chiama orario cadenzato, perché il primo treno del mattino delle 4:30 è stato soppresso e così anche il secondo delle 5:18, in favore di un autobus sostitutivo che parte alle 5:10 e arriva alle 5:45 a Piazzale Roma. Però è troppo tardi per chi deve cominciare il proprio turno di lavoro alle 5:30 o alle 6, nonché l'impossibilità di caricare valigie o trolley per i turisti. Ne consegue che l'orario cadenzato non è un orario per lavoratori, non è un orario per turisti. Ecco, diciamo che siete in molti ad avere questo problema. Quante firme ha raccolto lei? Ecco, questa è la raccolta firme che sono riuscita a fare e le persone che hanno sottoscritto sono circa una quarantina, persone che viaggiano con me tutte le mattine. Ecco, e chi sono? Che lavori fanno? Fanno vari lavori. Io sono un'operaia, alcuni sono operai come me, altri sono impiegati, gestori di bar, ci sono badanti, varie persone. Forse anche camerieri legati ai turni degli alberghi. Camerieri e molti ferrovieri anche che viaggiano sullo stesso nostro mezzo. Ci sono anche esercenti, camerieri, infermieri, molte persone. Ecco, allora la vostra proposta, voi avete notato che c'è una fascia che invece viaggia, in cui i treni viaggiano vuoti di fatto, no? E quindi voi proponete di spostare qualche treno la mattina. Qual è la fascia che voi dite che non serve? La fascia che non serve, secondo noi, come abbiamo constatato, che dalle ore 12 alle ore 15 parte un treno ogni 15 minuti completamente vuoto. E questa è un problema. E quindi il mattino con quali treni voi vorreste? Al mattino noi vorremmo fare la proposta di anticipare la prima corsa alle 5, sia esso con treno o autobus. Quindi voi non chiedete di aggiungere treni, ma chiedete semplicemente di spostare il treno delle 5:10 e di anticiparlo, diciamo, alle 5 del mattino. Alle 5, certo, anche se per il momento abbiamo un autobus, non abbiamo un treno. Certo, ecco, c'è poi un'altra difficoltà legata all'arrivo a Piazzale Roma, no? Perché il treno portandovi alla stazione vi avvicina in qualche modo ai vostri posti di lavoro, invece l'autobus vi porta a Piazzale Roma e quindi dovete fare ancora più strada. E poi c'è anche un problema legato al tram, quando sarà, no? Esattamente, perché in vista della imminente apertura del tram verremo probabilmente scaricati a Tronchetto o a Marghera. E con questo con ulteriori ritardi e ulteriori disagi per tutti, nonché l'aperta del lavoro per il personale delle ferrovie. Nonostante appunto i continui aumenti, il servizio però per noi non è migliorato. Ecco, quindi quali sono le vostre proposte, a parte appunto il treno del mattino? Allora, le nostre proposte sono quelle di mettere più treni al mattino e nell'orario serale. Quello appunto di potenziare il trasporto pubblico invece di ridurlo, e quello di, per chi deve recarsi comunque al lavoro a Mestre o Venezia in macchina, la costruzione di parcheggi a Tessera, stazione, Mestre stazione e Tronchetto. E anche quello di regolamentare le soppressioni dei treni e gli scioperi. Ecco, voi in questo momento come riuscite a barcamenarvi con queste difficoltà? Con dei ritardi. Arriviamo, io per esempio sono un'operaia e comunque arrivo in ritardo ogni mattina, così come altre persone, e alcuni hanno dovuto farsi spostare l'orario del lavoro. Ecco, lei infatti deve raggiungere un posto piuttosto lontano da Piazzale Roma. Esattamente, devo andare alle fondamenta nuove, perché faccio l'operaia. E il suo datore di lavoro cosa ha detto? Come ha accettato questa cosa del ritardo? Ha accettato, cioè ho dovuto sottoscrivere una dichiarazione in cui per motivi personali legati al trasporto non ero in grado di arrivare in orario, cioè alle 6, ma un quarto d'ora dopo o mezz'ora dopo. Parliamo della fascia notturna, anche quella è piuttosto complicata. In una tratta, tra l'altro molto frequentata come quella di Treviso, Mestre, ci sono pochi treni la sera.
Certamente ci sono problemi anche per i lavoratori dell'orario serale, lavoratori di Porto Marghera, camerieri, personale degli alberghi, che sono costretti a prendere un treno o un mezzo per arrivare a Mestre e poi proseguire in macchina, perché l'ultimo treno è alle 22.04 e 23.04. Stessa cosa per quanto riguarda il settore extraurbano, dove la prima corsa del mattino è alle 5.40 e 6.10 festivo e l'ultima è alle 20.05 e 20.35. Ecco, queste firme che lei ha raccolto sono già state consegnate, il problema è già stato posto a Trenitalia? L'abbiamo già posto, ma appunto non abbiamo risolto granché. Quindi si spera che magari qualcosa si muova in vista dell'orario invernale? Si spera che qualcosa cambi a partire dal 2015, quando entreranno in vigore i nuovi orari. E cercheremo di far capire che l'orario cadenzato è un orario diurno, ma non è un orario né del mattino presto né un orario serale. Ecco. Noi non ci stanchiamo mai di dire naturalmente che c'è Luca Zaia in questo momento che sta sostituendo Chisso, perché si è preso la delega lui, ha detto farò esattamente quello che faceva Chisso. In realtà insomma in questo momento almeno Chisso incontrava i pendolari, invece Luca Zaia ancora non ha incontrato nessuno, e quindi insomma diciamo che c'è un'esigenza di avere un maggiore contatto con la Regione Veneto su questa questione, giusto? Certamente, anche perché pensiamo che il tema del trasporto pubblico in una città come Venezia sia importante, visto che è una città ed è un porto turistico di rilevante importanza. Certo, grazie Paolo Carniato, speriamo di essere utili anche per questa vostra tratta. Comunque parleremo ancora di pendolari, abbiamo intenzione di viaggiare un po' su tutte le tratte attraverso le nostre interviste per capire quali sono i disagi di tutti. Grazie a tutti per l'ascolto.